oggi è una giornata molto importante perché vede tecnici, imprenditori, compagine politica assieme in un dialogo costruttivo, un dialogo che ci ha portato comunque a fare delle riflessioni molto profonde, che ci porterà a fare anche delle proposte importanti per la rigenerazione urbana dei nostri borghi. Io mi sono mossa in questi anni nel tentativo di spingere sulla rigenerazione urbana. Lo ho fatto nella scorsa legislatura con la nuova legge urbanistica di cui io sono stata relatrice, ho curato tutto il lavoro e che ovviamente ha rivisitato tutto il nostro sistema della pianificazione urbanistica. Ora in questa legislatura invece è appena stata approvata una mia norma, condivisa anche dal gruppo di Fratelli d'Italia, che mette a disposizione 40.000 euro a fondo perduto per le giovani coppie che ristrutturano la loro prima casa. Nel decreto attuativo su cui adesso l'assessore sta lavorando, abbiamo chiesto sempre per legge di dare priorità ai comuni sotto i 10.000 abitanti, in modo tale da avere una funzione anche di ripopolamento, quindi facciamo da un lato rigenerazione urbana, si recuperano i nostri centri, dall'altro lato si ripopolano quei comuni che in questi anni sono stati a grande rischio di desertificazione e che invece sono la storia delle nostre famiglie, le case dei nostri nonni, la storia della nostra Sicilia. Ecco, è importante che venga recuperata. Io dicevo poco fa, non partecipo con gran voglia ai convegni, non perché sia antipatico, ma perché sono convinto che io debba essere la parte esecutiva degli indirizzi politici. Ma non potevo sottrarmi a questo convegno che parla di borghi d'Italia, il convegno organizzato nella mia città. L'ho fatto con slancio, lo sto facendo anche con l'impegno che prendo di mettere a disposizione il Dipartimento Regionale Tecnico che mi pregio di dirigere, di calarlo sul territorio della provincia di Agrigento, così come lo calerò sul territorio dell'intera regione siciliana. Cosa intendo dire? Una sinergia compatta tra la politica, gli ordini professionali e i dipartimenti regionali, secondo me, è la chiave di lettura esatta per portare benessere anche attraverso i borghi siciliani. Eventi come quello di oggi sono importantissimi perché trattano temi di grandissima attualità. Il recupero dei borghi è per ora nelle corde dello Stato, della Regione. Basti pensare al cosiddetto decreto Bordi, il 453 del 2022, che stanzia una serie di risorse per recuperare i borghi antichi e anche i piccoli centri storici. E contestualmente è importante che anche la Regione abbia contribuito con l'emendamento alla legge di stabilità 2023-2025 con un emendamento firmato da un gruppo di parlamentari di cui primo firmataria è l'onorevole Savarino, che concede degli stimoli importanti, segna nuove politiche di gestione del territorio, facendo un'inversione di tendenza notevole rispetto alle logiche speculative degli ultimi 60 anni, espansione eccessiva, non proporzionata. Questi provvedimenti invece sia dello Stato che della Regione puntano a tutt'altra politica, una politica di riduzione del suolo, politiche di rigenerazione green delle nostre città e di incentivi per recuperare e ripopolare i nostri borghi antichi e i centri storici di piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti. Questo è un fattore molto importante perché ripopolare i centri storici significa contribuire a consolidare e talvolta anche recuperare le radici culturali delle nostre comunità. Sono stato invitato da Confartigianato a relazionare su questi importanti provvedimenti del recupero dei borghi, ma nello stesso tempo in pratica anche parlare di quello che sono il recupero dei nostri centri storici anche per i comuni
che sono al di sopra di questi 10.000 abitanti. Ricordiamoci che questo provvedimento che è stato fatto dal Governo nazionale riguarda dei comuni minori. Io oggi voglio parlare nella mia relazione anche di cosa si può fare nei centri storici di comuni che sono un po' più grandi di questi 10.000 abitanti.